A Roma, alla Camera dei Deputati, domani, in occasione del centenario della nascita di Leonardo Sciascia, sarà presentato in conferenza un libro dei due autori di Ra Calmuto, Totò Picone e Gigi Restivo. Ascoltiamo in proposito il deputato nazionale del gruppo misto, l'Agrigentino, Michele Sodano. A Roma, alla Camera dei Deputati, domani, giovedì 18 novembre a mezzogiorno. In conferenza stampa sarà presentato un libro pubblicato in occasione del centenario della morte di Leonardo Sciascia a cura di Totò Picone e Gigi Restivo, entrambi di Ra Calmuto. Sì, ho pensato che fosse necessario per il centenario della nascita di Sciascia portare a Roma, in una situazione comunque di rilevanza nazionale, alla Camera dei Deputati, la storia di Leonardo Sciascia, che è un polemista, un intellettuale straordinario, che ci ha lasciato in eredità, soprattutto a noi agrigentini, una mole di scritti e di pensieri veramente utili e significativi. Quindi alle ore 12 presenteremo questo libro, come tu hai ben detto, di Gigi Restivo e Totò Picone, dalle parti di Sciascia, che ripercorre proprio la vita e il pensiero di Sciascia, partendo dai luoghi in cui ha vissuto. Sciascia nacque a Ra Calmuto, visse in Sicilia, poi fu anche deputato a Roma durante gli anni '80, passò per la Spagna, per la Francia, ma è opportuno più che mai, e questo è anche lo scopo della conferenza stampa che potrete seguire attraverso il sito webtv.camera.it, parlare di Sciascia, far conoscere Sciascia ai nostri giovani, perché il modo in cui lui ha destrutturato e analizzato la realtà siciliana è utile più che mai anche oggi per riuscire, diciamo, a combattere tutte quelle avversità, quella mentalità a volte che anche ci limita e che dobbiamo superare, perché lo stesso Sciascia diceva è difficile ma dobbiamo provarci.